Né autonomia né federalismo sono ormai vicoli ciechi, unica strada è l'indipendenza veneta. Con questo slogan Alessio Morosin, 59 anni, avvocato veneziano, si candida a governatore del Veneto per il movimento indipendentista giallo-blu. In lista anche Lucio Chiavegato del Movimento 9 Dicembre o dei cosiddetti forconi. Indipendenza veneta ha come primo obiettivo quello di portare i veneti al più presto al referendum previsto dalla legge regionale 16 del 2014 che il 28 aprile però passerà al vaglio della Corte Costituzionale. Probabilmente bocciata, ma non per questo noi la abbandoneremo, anzi questo è il tema qualificante della nostra azione politica, perché se bocciata sarà immediatamente riproposto. Fino a che non otterremo il referendum, chiosa Morosin, che spiega così la rinuncia del suo movimento ad appoggiare Luca Zaia alle regionali. Sarà Zaia che dovrà decidere se sostenere chiaramente l'indipendenza o se giocare sempre una partita di rimessa. Noi giochiamo una partita d'attacco con responsabilità, con impegno, con una visione chiara dell'obiettivo. Zaia deve dare più risposte ai veneti e lanciare meno slogan, lo ha detto Lucio Chiavegato che nel 2013 guidò il movimento di protesta 9 dicembre. Sarà candidato al Consiglio in 3 province. Abbiamo una regione Veneto che è prima in Europa per le eccellenze, per la produzione, per il turismo. Abbiamo una regione che sta morendo tutti i giorni perché le notizie di cronaca sono terribili, crisi, fabbriche che chiudono, operai in strada, suicidi. E qua bisogna cominciare a dare delle risposte certe. Le uniche risposte certe che si possono dare è solo una, l'indipendenza. Le beghe di partito tra Tosi e Salvini non interessano i veneti, ha sottolineato Morosin, ribadendo come sia stata la gente, tra cui molti elettori della Lega, a chiedergli di candidarsi. Non è detto che tra i due litiganti non vinca la chiarezza del terzo. Nel manifesto di indipendenza veneta c'è la riduzione delle tasse, lo snellimento della giustizia, più risorse a sanità, scuola, telecomunicazioni, pubblica sicurezza, opere pubbliche compatibili con l'ambiente, democrazia diretta come in Svizzera, sistema federale, Veneto integrato in Europa.